Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. Non corre Falchetto Jet, lo schieramento 1 Fly to Check, 2 Flor de Canela, 3 Fenice dei Greppi, 4 Fiordiligi, 5 Foglia d'Oro Dark, 6 Faisal dei Greppi, seconda linea 7 Febo Pet, 8 Famili di Casei, 9 Follow Me. Favori sono in chiusura per Fly to Check numero 1 Antonio Di Nardo, Flor de Canela l'avversaria. Macchina che comincia ad accelerare. Partiti in questo momento con la velocità iniziale di Fiordiligi, che assume l'iniziativa. All'esterno subito Faisal dei Greppi. Più indietro c'è Fenice dei Greppi. Numero 1, ha sbagliato Fly to check, squalificato. In vantaggio dunque è passato Faisal dei Greppi e ora all'esterno c'è Fenice dei Greppi che va dritto comunque, dopo 400 metri si avvantaggia e passa a condurre, mentre all'esterno incombe già Flor de Canela. Al comando Fenice dei Greppi che ha completato in 33 il quarto iniziale, all'esterno Flor de Canela che va al suo attacco dopo 600 metri percorsi comunque in 45,9. Davanti alle tribune insiste Flor de Canela su Fenice dei Greppi. Flor de Canela attacca con decisione. Fenice cerca di ribattere, più indietro prova ad avanzare anche Follow Me che copre Faisal dei Greppi. Poi Fiordiligi, insiste Flor de Canela quando siamo a metà della penultima piegata. Chilometro completato nell'ordine dell'1:15,8 con Flor de Canela che sta gradualmente avvantaggiandosi, ma regge ancora Fenice dei Greppi lungo la corda e c'è il tentativo in terza corsia. Febo Pet. Cavalli a metà della curva conclusiva. Flor de Canela insiste su Fenice dei Greppi che la fa pesare comunque, poi Febo Pet che avanza in terza ruota, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo. Flor de Canela ancora su Fenice dei Greppi che cerca la difesa, ultimi 80 metri di gara, Fenice dei Greppi in vantaggio, Flor de Canela che ci prova, Fenice dei Greppi però in grado di mantenere il vantaggio fin sul traguardo. Al terzo dovrebbe essere ancora Faisal dei Greppi, 1:14,6 ragguaglio conclusivo con 59,5 per gli ultimi 800. Si interrompe qui la serie di Flor de Canela dopo 4 successi consecutivi. Fenice dei Greppi in percorso di testa tiene a bada per tutto il percorso la Flor de Canela per vincere ancora molto bene in arrivo. In sediolo un convinto Lorenzo Talpo Junior per conto del signor Davide Zanetti e per il training di Adrian Gioni.